Si sta avvicinando per tutti noi un importante appuntamento che è l'esposizione mondiale, l'Expo 2015 di Milano. Il tema è strettamente legato all'acqua e l'acqua per noi è la nostra attività, per noi consorzi di bonifica. E inserire il tema non solo dell'alimentazione, perché l'alimentazione è estremamente importante, ma è importante fornire l'acqua per produrre questo cibo, e per noi era importantissimo collegare questo strumento a quello che era l'insieme delle tematiche che Expo tratta. Ecco perché abbiamo proposto alle istituzioni questi percorsi dell'acqua, questo leggere il territorio attraverso l'acqua, e uno dei grandi punti di forza del nostro progetto è stato quello di cercare di mettere in rete tutto ciò che esiste oggi in materia di acqua e non solo vedere a pezzettini il territorio, quindi un territorio che deve essere letto complessivamente. Abbiamo scelto questa partnership, questo lavoro di squadra con i gruppi di azione locale, proprio perché loro hanno una finalità molto legata alla promozione del territorio, alla promozione di prodotti tipici, hanno una lettura territoriale molto vicina proprio al territorio, così come noi per quanto riguarda la nostra attività. E questo legame secondo me ha contribuito molto a rendere forte questo tipo di iniziativa, affinché possa essere letta a 360 gradi da chi ci guarda dall'esterno. I grandi punti di debolezza sono proprio le risorse finanziarie per cercare di far decollare queste iniziative che poi rimangono sul territorio. Il nostro obiettivo era mettere insieme un progetto che non fosse finalizzato solamente a un momento di esposizione mondiale, ma un progetto che poi rimanga sul territorio. Progetto che ha come valore aggiunto proprio la rete dei soggetti che si occupano di queste tematiche. Tutte le strutture coinvolte sono ricche di dati e di molte conoscenze. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di mettere la rete e di fare il sistema. Un altro fronte che non è ancora stato delineato nei minimi dettagli, che però è ad oggi una delle grandi criticità su cui vorremmo impegnarci lavorando per renderla poi un'opportunità, è quella di informatizzare tutte le conoscenze che abbiamo, usare le nuove tecnologie al massimo affinché il territorio diventi più smart, per essere innovativi il più possibile, ormai abbandonando anche i vecchi meccanismi, i vecchi metodi di come veniva così gestita la fruibilità di un territorio negli anni scorsi.